Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco risponde, non c'è il Sindaco, l'avete visto, però c'è il Vice Sindaco Andrea Micalizzi e quindi risponde ovviamente a tutte le vostre domande. Abbiamo messaggi, abbiamo telefonate, iniziamo Denis con la prima serie, un'altra serie di 4 messaggi, poi se avremo tempo passeremo anche alle telefonate, vai pure. Complimenti per il lavoro in Piazza De Gasperi, ma non dimenticatevi dei quartieri perché ci siamo anche noi e non solo i cittadini a ridosso del centro. Ha ragione, l'intervento di Piazza De Gasperi è un intervento riuscito, dobbiamo sistemare ancora perché ci sono tanti che ancora parcheggiano sull'area da gioco in modo abusivo, dobbiamo controllarlo meglio, però l'intervento lì è venuto bene. È un po' una periferia che sta in centro quella lì perché per alcuni fenomeni. Però altri interventi di questo tipo l'abbiamo fatto per esempio su Via Dini Tartaglia, mi piacciono molto, davanti alla Chiesa delle Cave, ricostituendo una piazza dove prima c'era un luogo abbandonato. Mi piacciono molto questi interventi di riqualificazione urbana dove nei quartieri dove vive la gente si fanno questi interventi che riorganizzano spazi che sono spazi di socialità, spazi di incontro, poi noi cerchiamo di metterci anche l'elemento del gioco per fare in modo che i ragazzi lo usano, i giovani. Secondo messaggio, Denis. Volevo chiedere al vice sindaco Micalizzi se il presidio di polizia in piazza Gasparotto rimarrà stabile per sempre. Grazie. Ma questa è una bella collaborazione di cui il questore si è reso disponibile, anzi ha caldeggiato perché insomma, in queste settimane, in questi mesi abbiamo visto che insomma, alcuni fenomeni erano da controllare di più e quindi serviva un presidio in zona. Piazza Gasparotto è emblematico, sarà all'interno degli spazi dei servizi sociali con un ingresso indipendente, quindi ci sarà anche una collaborazione tra il comune e la questura, tra polizia e servizi sociali, in modo tale da distinguere bene situazioni che hanno problemi di disagio con persone che invece delinquono. Rimarrà, noi lo facciamo perché rimanga fino a che insomma, ci sarà bisogno e fino a che la polizia vorrà gestirlo. Terzo messaggio. Con il nuovo McDonald's in via Sarpi non si rischia di intasare troppo il traffico, ci sono anche 2 supermercati proprio a ridosso del cavalcavia. Bisognerà fare attenzione, sono previsioni come dire molto vecchie sui quali i privati poi possono come dire, esercitare dei diritti che hanno e quindi alla realizzazione di il nostro piano degli interventi, il nostro strumento regolatore lavora proprio per evitare, impedire come dire, la concentrazione di attrattori di traffico in questo modo. Lo monitoriamo, stiamo attenti perché insomma si rischia lì come da altre parti magari dai un servizio, però insomma devi vedere anche che poi sia... Quarto messaggio. I parcheggi in via Gattamelata sono insufficienti e per di più è pericoloso per i ciclisti. Stiamo realizzando lì una pista ciclabile su via Gattamelata, la stiamo realizzando a tratti, alcuni tratti per esempio davanti allo IOV è già stata realizzata e interveniamo allargando la sede del marciapiede in modo tale da ricavare un marciapiede distinto da una pista ciclabile e poi ricaviamo anche dei posti auto in più. I posti auto non basteranno mai, soprattutto in quella zona. Sì, ma non da quella parte lì, dall'altra parte? A seconda, perché poi per esempio nell'intervento che stiamo facendo lì li mettiamo anche dove andiamo a sistemare il marciapiede dall'altra parte. Comunque l'obiettivo che il progetto, il lavoro si pone è quello appunto di mettere in sicurezza i pedoni e tentare di dare una disponibilità maggiore di posti auto. Io faccio l'avvocato del diavolo, come può mettere la macchina Micalizzi dalla parte dove ha fatto il marciapiede? C'è già una corsia strettissima adesso, è impossibile? Sul lato IOV c'è il marciapiede e c'è il posto auto. Ma dalla parte opposta? Sì. Dicevo dalla però parte opposta, adesso proseguendo, dando le spalle all'ospedale e andando in direzione Stanga, noi abbiamo allargato il marciapiede, quello sulla sinistra. E di là non si può mettere le macchine? No, non si potrà, esatto, però dall'altra parte sì. Dall'altra parte sì. E metteremo a posto anche il marciapiede. Vabbè, solo da quella parte lì sì, perché si può di qua, è impossibile. Sì. Senti, musei gratis per Natale è un'altra bella iniziativa.
Insomma, noi abbiamo una città che si sta riempiendo di turisti e quindi il nostro centro è pieno, cioè, anche per l'offerta culturale. Padova viene percepita dai turisti, ce lo dicono anche, a me piace girare per le botteghe del centro, perché il fenomeno del turismo è ovviamente più concentrato sul centro, e ti dicono proprio questo: vedono un aumento di turisti che sono fruitori di iniziative culturali o musei, vengono a visitare la città perché Urbspicta l'ha, come dire, in qualche modo messa sui canali, come dire, internazionali, e questo è un bel indicatore. È anche una responsabilità, perché abbiamo iniziato parlando dei servizi, trasporto, accoglienza, ecco, dobbiamo crescere su questo, perché il turismo dà importanza, dà nome, ma dà anche economia alla nostra città, posti di lavoro. Diciamo, i musei gratuiti nel periodo di Natale, giusto? I musei gratuiti sono un'iniziativa che va in questa direzione, cioè incentivare la fruizione d'arte, anche per i padovani. Che, come dire, viviamo in una città magnifica e alle volte senti tanti padovani che dicono: ma è la prima volta che ho visto questa cosa. Verissimo, verissimo. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Nadia e parlo da Padova. Da che zona di Padova, signora Nadia? Madonna Pellegrina. Prego, le chiedo rapidità perché siamo quasi in chiusura. Sì, allora, intanto vi ringrazio della trasmissione. Sarà per tutti i martedì? Sì, tutti i martedì. Allora, volevo parlare con il dottor Micalizzi chiedendogli... Signora Nadia, aspetti un attimo, questo è l'ultimo martedì perché poi ci sono le vacanze natalizie, Sì, riprenderemo dopo l'Epifania. Posso parlare adesso? Adesso sì, prego. Al dottor Micalizzi, intanto buonasera. Buonasera. E per piacere volevo chiedere, dottore, se fosse possibile ripristinare il difensore civico in Padova anche per la popolazione, perché alle volte può capitare che ci si scontra anche con Palazzo Moroni e non è che la ragione sta tutta da una parte, non è che una persona perché comanda ha la verità. Allora io chiedo come cittadina, per me e per tante altre persone, di avere un intermediario che c'è sempre stato a Padova per avere anche, diremo, un ragionare civile. Vorrei sapere quando è possibile perché questa cosa funzioni anche per la cittadinanza. Grazie. La prossima volta le chiederò qualche altra cosa. Vorrei una risposta, ma che fosse esaustiva anche per le persone che hanno bisogno. Perfetto. La ringrazio e attendo. Grazie, buon Natale. La risposta rapida perché abbiamo un attimo. Ne parlo con il sindaco, però non posso dire sì, ok, lo apriamo domani. Ne parlo col sindaco. Vediamo cosa si può fare. È una figura che c'era, adesso non conosco le ragioni per cui è stato tolto e quindi devo, come dire, ne parlo col sindaco, Nadia, perché poi probabilmente magari ci sono anche altri canali che insomma consentono al cittadino comunque di poter accedere, fare le proprie istanze, insomma. Esatto. C'è un'altra telefonata, credo, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Con chi parliamo? Parla Mauro. Da dove, Da dove? Da Padova. Che zona? Da San Lazzaro. Prego, signor Mauro. Volevo solo fare un appunto sulla viabilità. Dalla Stanga a Cavalcavia San Lazzaro, per andare verso Ponte di Brenta, alla fine del Cavalcavia ci sono due fermate di autobus, una a destra e una a sinistra, e su quel punto i pedoni attraversano continuamente, su un punto molto pericoloso di strada. Ai piedi del Cavalcavia, vero? Ai piedi del Cavalcavia? Sì, esatto, di fronte all'hotel, quello... Sì, è vero. È molto pericolosa, perché certo. scendono dall'autobus e dopo
e là è un punto dove le macchine corrono anche. Ha ragione. Certo. Grazie signor Mauro, le risponde il vice sindaco Michalizzi. Ha ragione, quello è un punto dove dovremmo lavorare di più sulla segnaletica per rendere più evidente, però in realtà accade questo, perché lì la fermata è strategica perché è di fronte all'hotel e in un punto in cui poi i pedoni possono, con una viabilità sotto il cavalcavia, accedere ai diversi punti, diciamo. E il percorso per attraversare non dovrebbe essere quel punto, ma dovrebbe essere tornando un po' indietro e passando sotto il cavalcavia. Però, come succede sempre, il pedone fa la strada più breve, ma se noi mettiamo un attraversamento, o lo organizziamo lì sotto, un attraversamento pedonale, vuol dire organizzarlo in un punto in cui le macchine che stanno scendendo, sarebbe organizzare un attraversamento pedonale in un punto molto pericoloso. Comunque ci torno a guardare, secondo me, siccome ho affrontato il tema, esiste il passaggio in sicurezza, ma essendo più lungo non viene utilizzato. Bisogna lavorare meglio nel dissuadere questa manovra qui a piedi, che è pericolosissima. Certo, vabbè, siamo in chiusura, vi ricordo, l'ho già detto prima, che ovviamente andremo anche, questa trasmissione andrà in riposo per 2 settimane, riprenderemo subito dopo l'Epifania e quindi non ci saremo né martedì prossimo né quello dopo il primo dell'anno. Io ovviamente saluto, ringrazio e faccio gli auguri a tutti i nostri telespettatori di un buon Natale, di un sereno Natale e di buone feste, che davvero ne abbiamo bisogno, perché è stata un'annata tra la guerra, gli aumenti e tant'altro molto difficile per tutti noi, quindi il mio augurio va a tutti i cittadini padovani e anche a chi non è padovano. Ringrazio anche il vice sindaco e faccio gli auguri anche al vice sindaco Andrea Michalizzi di buone feste con la sua figlia, con la famiglia e tant'altro. Michalizzi, anche lei se vuole fare gli auguri. Certo, infatti volevo chiederglielo se mi concedeva. Auguri a tutti i padovani, anche quelli fuori comune che ci seguono, che sia un bel Natale in famiglia e che insomma l'anno prossimo consenta di realizzare a tutti quanti i nostri desideri, i nostri sogni, almeno qualcuno, dai. Speriamo. Abbiamo bisogno di un anno positivo, spingiamo perché sia così. Auguri a tutti. Michele, lo diciamo ogni volta e poi succedono sempre, quest'anno è stata un'annata davvero di quelle terribili sotto molti punti di vista. Grazie al vice sindaco Andrea Michalizzi, io vi lascio con il proseguimento della nostra trasmissione, il telegiornale di informazione di TV7 ai reporter, e non vi do appuntamento martedì prossimo, ma vi do appuntamento dopo l'Epifania per le puntate del Sindaco Risponde. Buona serata.